Sandrigo, comune commissariato, è alla ricerca di un nuovo sindaco. I candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino sono 4 e rispecchiano i diversi orientamenti politici. Simone Contro, del Movimento 5 Stelle, rivendica uno stile improntato alla massima trasparenza e uno stretto rapporto con la cittadinanza. Abbiamo dei parchi per i bambini che hanno ancora delle giostrine che sono fuori norma. Vediamo che abbiamo un centro storico che è lasciato un po' in degrado, stabili comunali che potrebbero essere rinnovati, riutilizzati, gestiti meglio, che sono lasciati, che diventano fatiscenti. Cristina Clavello, della lista Attivamente per Sandrigo, Ancignano e Lupia, si presenta per il centro-destra. Noi ci impegniamo al sostegno delle famiglie, al sostegno delle imprese, al sostegno del territorio, al sostegno delle attività commerciali. E quindi il nostro impegno sarà quello di parlare con i cittadini, ascoltarli e cercare di dare loro delle risposte. Loris Lavarda corre per Veneto Stato, ponendo grande attenzione al sociale e alla sicurezza. Diciamo che cerchiamo di mantenere quello che di buono è stato fatto qui nel comune di Sandrigo per i cittadini, cercando di stare attenti a chi ha più esigenza, quindi non so, a persone anziane, famiglie in difficoltà, perché il periodo che corre non è dei migliori. Sostenuto dalla Lega e dal centro-sinistra, infine Giuliano Stivan, della lista Sandrigo Limpida. Vogliamo dare la possibilità alle aree, chi ha strutture già esistenti, in particolare alle aree agricole, di poter completare, sistemare. Chi ha famiglia, ha figli, ha bisogno di espandersi, è inutile che vada in cerca altrove, ma vorremmo in tutti i modi dare la possibilità a queste persone di completare ed ampliare i propri spazi.